Atlantide, la tiere glottude de sagis e pierdude par sempre. E se invezit e fos platade in chiarnie sot di un lato, non mi crodes? E allora ascoltate queste storie. Ossin alla fin dagli anni 60 del secolo passato, gli Stati Uniti sono impegnati al programma Apollo. L'URSS al prepare il programma L'Unic. E secondo altri, tra le grandi potenze mondiali, devono dire sta fur proprio no furlans? Sicur che no. Figurati se no ostin culis mans in man. Ma si sa, no altri furlans, ossin anche bastian contraris. E stanche do ci appuntavano a trasferirsi sulla Luna, i furlans avevano deciduto di trasferirsi sott'acqua, mettendo in piedi la prima città subacquea al mondo. Dulà noi e mancul che dall'à di Chiavacci. In quegli anni, di fatto, un gruppo di subacquis furlans si era buttato in un esperimento dal dot nuovo e ho disareso anche a vonde particolare, chiamato giusto appunto Operazione Atlantide. L'ideatore di questo progetto era Luciano Mecarozzi. La missione voleva dimostrare che in un ambiente organizzato l'uomo poteva vivere e lavorare in maniera stabile e senza problemi sott'acqua. Non sai perché, ma questo mi ricorda anche. Dal 1969 erano stati creati i 5 moduli de colonie, una schiera di stanze sott'acqua che ospitavano gli aquanauti. Queste stanze, con tutto ciò che poteva diventare per vivi, erano ancorati dal fondale dall'acqua. Tale esperimento i volontari avevano anche di lavorare sott'acqua. Sicur, erano furlans. Senza scugni torna su ogni volta, i team dai lavori sarebbero stati un'ora più corti. E che alvarez fa sparagnare team e bes a cui che aveva di favori sott'acqua. Insomma, un esperimento che alvarez potuto interessare a tutte le grandi aziende del mondo che facevano queste sorte di lavori. Ogni dì i volontari venivano controllati dal punto di vista medico. Pensate che su di loro sono stati pubblicati ben 3 studi scientifici. In particolare, succede che il corpo umano reagisce alla vita sott'acqua. La sotto, in estris, avevano anche team di fa feste. Peccato che il spumante sott'acqua diventi come un vin fermo, ma senza perdi l'anidride carbonica. Un risultato che quando il su tornava in su e tornava su tutte l'anidride carbonica che aveva in tal stomi. E insomma, lo potete immaginare gli effetti. L'esperimento ha durato poco più di un anno, fin quando che, sul fine degli anni 70, le autorità pubbliche e i sponsor privati che avevano sostenuto il progetto hanno deciso di far venire manco la loro poe. Forse perché che l'esperimento metteva massa in pericolo la vita dei volontari, o ben perché che avrebbero domandato ben altri finanziamenti e professionalità. Insomma, l'Operazione Atlantide era stata un'esperienza nuova, uniche e misteriose. Ma è il caso di dirlo, egli è stata una vera buse talaghe. Tipo, vi ho detto di noi ne asi anche voi altri in una taccia di aghe, eh? E vi saisi di notarsi al canale e fracai le arca sotto. Mandi!